oggi inauguriamo questa stanza. Chi vi ha aiutato alla realizzazione? Allora, la realizzazione è nata da vari eventi che abbiamo organizzato lo scorso anno e quindi poi ringrazieremo tutte le associazioni del territorio e gli eventi, dalla famiglia da Sacco in Abbazia, dalla famiglia Vettoretti alla Tordera e poi tutte le varie Proloco, Moriago e Mosnigo che ci hanno aiutato per la realizzazione dell'evento. Finalmente siamo riusciti a realizzarlo come avevamo promesso ad inizio del 2020. Qual è l'importanza di questa stanza per una struttura come Casa Maria Adelaide per il territorio? Sì, questo diciamo che è un valore aggiunto per questa casa, Casa Adelaide, perché vogliamo che anche questi ragazzi abbiano un po' di sollievo maggiore rispetto, diciamo, alle altre attività che facevano, quindi è qualcosa in più, è un valore aggiunto e quindi è un grande lavoro, diciamo che è stata una grande solidarietà dei cittadini perché è stata raccolta con i cittadini le offerte, diciamo, con varie rappresentazioni, quindi i cittadini hanno partecipato ben volentieri a questa attività, nuova attività per questi ragazzi. Qual è l'importanza di questa stanza? L'importanza di questa stanza è di calmare gli effetti che possono avere i ragazzi durante la giornata o durante le settimane, quindi quando saranno agitati o gli operatori e il personale noterà che c'è un bisogno emergente sia di rilassare e sia di attivare dei sensi, li porteremo all'interno di questa stanza. L'educatrice Gabriella Mazzero può descriverci com'è strutturata la stanza e quali benefici comporta? La stanza che abbiamo pensato qui a Casa Maria Adelaide ha vari stimoli a partire dal letto ad acqua, continuando con i fasci di luce colorata, le luci a LED su tutta la superficie, il tubo a bolle, varie coperte e cuscini per accogliere al meglio la persona che si distende nel letto ad acqua e poi l'aromaterapia con le varie essenze. Ogni stimolo ha una sua funzione e ogni stimolo permette alla persona di raggiungere uno stato di benessere, che sia un benessere utile a rilassarla, che sia il benessere magari utile ad attivarla, perché la cosa positiva di questa stanza è il fatto che può essere usata in base alle necessità della persona, per cui ogni persona va conosciuta a fondo dall'accompagnatore, dal facilitatore che entra in stanza con lui e in base a questa conoscenza, in base a dove voglio arrivare, se è uno stato di rilassamento o uno stato un po' di attivazione, vado a pensare e a stimolare la persona con i vari input che ho all'interno della stanza, per cui con l'aroma adeguato, con il colore adeguato, con il calore adeguato, penso e creo una situazione utile alla persona.